Si è svolta presso la sede di AT 2000 la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto didattico Semi di futuro a scuola di sostenibilità, dedicato agli istituti scolastici dei 79 comuni serviti con la premiazione delle scuole e classi vincitrici. Dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, dall'infanzia alle superiori, anche quest'anno la proposta didattica di AT 2000, sviluppata assieme ad HAB Società Benefit, è stata apprezzata dalle scuole che hanno risposto con entusiasmo e espresso alte percentuali di gradimento del progetto. Durante quest'anno scolastico sono stati svolti 351 interventi formativi in classe per un totale di 5.781 alunni coinvolti nelle scuole dei 58 comuni. Il progetto didattico è strettamente legato ad Accademia AT 2000, la piattaforma educativa digitale creata con l'obiettivo di diffondere la cultura delle 3R, riduzione, riuso e riciclo, che contiene anche un'apposita sezione dedicata alle scuole con video, letture e materiali interattivi. Con la partecipazione dei rispettivi amministratori comunali, durante la conferenza stampa sono state premiate le 3 scuole vincitrici del concorso, rappresentate da insegnanti e genitori. Il primo premio, 1.000 euro in buoni per l'acquisto di materiale didattico, alla scuola infanzia paritaria asilo infantile di Pavia di Udine, 681.195 punti. Il secondo premio, 700 euro, alla scuola primaria Anna Fabbris di Codroipo, 520.560 punti. E il terzo premio, 300 euro, alla scuola primaria Padre David Maria Turoldo di Sedegliano con 508.710 punti.